poi fai le righe mestre e non fai state a fare Legnano. All'inizio non serve. Ciao. Qual è l'ufficio? Dopo su qua. Sotto l'auto, sì, da oltre la sala, fatto il visore. Da un bel tocchetto perché guarda insomma infernato tempo fa. Aquí se va a ir un golpe, claro, de Europa, y todo el tiempo. Quelli fantastici, sì, Roma Sud. Ah sì. quelle robe e comincia a funzionare. Dove c'è l'ufficialità a settembre, però io non sentivo la necessità da parte delle organizzazioni, l'avevano visto loro. Ho capito.
Sì, sono già su. Oddio, si può aspettare anche non qualche minuto perché Antonio Tomezzoli, presidente del Consorzio Veronese di Bonifica. Oggi è il primo giorno di operatività della nuova sede. Esattamente, questo è un giorno importante, è il primo giorno in cui cominciamo a prendere possesso della nuova sede per la quale abbiamo lavorato molto e le amministrazioni che ci hanno preceduto hanno deliberato in questo senso e si sono impegnate. Non è un punto di arrivo, sicuramente è il punto di partenza di tutta una serie di ragionamenti e di attività che questo nuovo consorzio vuole porsi per il territorio e per i contribuenti. Questa sede ospiterà gli uffici di tutti e tre i consorzi. Esattamente, qui abbiamo riunito tutti i dirigenti di tutti e tre i consorzi, la pianta organica prevede che siano integrati fra di loro, è un assemblaggio che non è stato facile, però io credo che dia la possibilità di poter esprimere a un ente come il nostro tutte le potenzialità che sono l'aspettativa ormai dei sindaci del mondo agricolo e anche delle associazioni ambientaliste della nostra provincia. Le priorità per la stagione irrigua? Siamo in una fase, tutti noi la stiamo verificando, in una fase in cui il tempo fa un po' i capricci, o troppa siccità oppure troppa piovosità. Adesso la stagione irrigua sta ripartendo alla grande, le temperature sono molto elevate, noi siamo perfettamente attrezzati per esaudire quelle che sono le necessità delle nostre campagne, siamo altrettanto attenti e vigilanti per quel che riguarda il pericolo delle alluvioni e degli eventi atmosferici che possono sempre manifestarsi dietro l'angolo. Roberto Bin, direttore generale del Consorzio Veronese di Bonifica. Il tema importante di questo progetto, di questa nuova sede, è naturalmente l'acqua. Sì, l'acqua è l'elemento essenziale della nostra attività, sia come attività irrigua, sia come bonifica per portarla via nelle zone che sono soggette ad un livello elevato di falda. Infatti ecco, il richiamo esterno è dato da questa acqua che abbiamo messo un po' all'esterno della nuova sede, proprio per richiamare quello che è la nostra attività prevalente. La nuova sede è stata fatta in forma aperta, cioè tutto l'interno è aperto, è funzionale, è classificata in classe energetica A in base agli accordi a suo tempo fatti col Comune di Verona nell'ambito dell'accordo di programma. C'era chiesta una classe B spinta, alla fine siamo riusciti ad arrivare in classe A, adesso l'edificio sta partendo, stiamo tarando tutti i sistemi eccetera e le persone cominciano a venire ad operare qua. L'inaugurazione, quando sarà tutto pronto e funzionante al 100%, sarà a fine settembre grosso modo.